Italia Bio ha scelto Canicat per presentare il piano dell'offerta formativa 2025-2026 dedicato alla formazione tecnica in agricoltura biologica e per costituire la nuova rete nazionale di istituti agrari impegnati nel percorso formativo. Sento di ringraziare profondamente il dottor Alaimo Di Loro, presidente di Italia Bio, presidente nazionale, per averci dato l'opportunità di conoscere più da vicino il mondo del biologico. Come dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore Galilei e dunque anche dell'IPA Livatino, ovviamente siamo all'interno del mondo agricolo, un mondo che nel nostro territorio merita di essere sempre più valorizzato. La scelta del biologico è una scelta sicuramente ecologica, redditizia, alla quale noi speriamo di offrire in cambio delle competenze che si sviluppano soprattutto sul campo. I nostri ragazzi infatti ormai hanno abbandonato il sistema di lezione tradizionale e frontale e più volte a settimana agiscono e operano sul campo, sviluppando proprio la loro competenza in un vero e proprio laboratorio, recandosi nella nostra azienda agraria annessa all'Istituto Livatino e sviluppando quelle che sono appunto le conoscenze teoriche come scienze della terra, agraria, biologia. La scelta del biologico è una scelta necessaria ormai in un pianeta che soffre, in un pianeta che è stato sfruttato, ed è anche uno degli obiettivi appunto di Agenda 2030. In questo percorso porterò il mio punto di vista, quindi l'agricoltura sotto un approccio olistico e multifunzionale. Vorrei spiegare ai giovani l'importanza di legarsi al territorio, di fare una buona agricoltura, di sapersi vendere e comunicare all'esterno, perché è importante, secondo me, al giorno d'oggi creare proprio una rete tra i consumatori, le famiglie e chi produce, appunto. Chi produce non deve essere visto solo come una persona che produce beni agricoli, ma anche proprio che applica buone pratiche, crea un'esternalità buona all'ambiente, crea un bel territorio anche bello da visitare dal punto di vista turistico, perché un bel paesaggio agricolo invoglia i turisti a venire, dà l'idea di benessere. E è importante, appunto, come dicevo, fidelizzare anche con le aziende aperte, incontri, laboratori creativi, laboratori di agricoltura, saper produrre buon cibo, quindi far vedere sia alle persone del territorio che spesso non conoscono le tradizioni culinarie, sia alle persone che vengono da fuori, far vedere come si lavora e come si producono tutte le eccellenze gastronomiche che sono proprie della cultura di questo territorio. Oggi abbiamo presentato il piano per l'offerta formativa per l'agricoltura biologica 2025-2026. Questa attività di trasferimento della conoscenza fa parte del progetto Bioconvitalia, un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. E hanno aderito a questo progetto ben 12 scuole in 10 regioni d'Italia. Il primo a firmare il protocollo è stato l'Istituto Galileo Galilei di Canicattì. Il piano d'offerta formativa 2025-2026 è disponibile già da ora sulla piattaforma Pabbi del sito di Italia Bio, dove i giovani possono anche a distanza, giovani, gli operatori agricoli dell'azienda biologica, possono seguire anche a distanza i percorsi di formazione. Ma scegliere la rete degli istituti agrari nazionali per diffondere le politiche sullo sviluppo dell'agricoltura biologica l'abbiamo ritenuto un asse strategico della nostra diciamo, attività di divulgazione. Perché? Perché la scuola è il miglior, è lo strumento più efficiente per trasmettere la cultura del biologico e la cultura del consumo responsabile. Oggi
L'Italia è un paese leader, ha già superato il 20% della propria SAO certificata in biologico. Ci sono regioni molto virtuose come la Sicilia, la Toscana, la Puglia, che già hanno superato l'obiettivo 2030 del 25% della SAO convertita in biologico. E ancora occorre fare uno sforzo maggiore per migliorare la performance dei consumi. Noi sposiamo appieno questa opportunità per i ragazzi per ampliare l'offerta formativa, in quanto l'attività in biologico ci viene chiesta e ci viene imposta sia dalla normativa, ma ci viene chiesta dagli imprenditori. Oggi ci viene richiesto dal mercato un prodotto sano, un prodotto che presenta determinate caratteristiche. Tant'è vero che l'azienda annessa all'Istituto Agrario, per normativa di legge, è passata da una lotta convenzionale, a una lotta a calendario, a una lotta guidata, è passata direttamente a una lotta biologica. Questo ce lo impone la legge, ma è una cosa che dobbiamo fare per un problema sociale, e non solo sociale, ma anche economico e ambientale. Salvaguardare la salute di tutti è un nostro impegno che ci dobbiamo prendere in prima persona.